Sì, è un momento, una giornata veramente di grandissimo dolore, sorprendente vedere tutta una comunità non solo di Valdagno, veramente di tutta la valle che si è stretta attorno alla famiglia e cercare insomma di dare un conforto in un momento così difficile. L'evento è stato veramente drammatico e ha lasciato veramente tutti esterrefatti. Beh, la comunità è rimasta scossa per quello che è successo, lo si è visto anche oggi per la partecipazione ai funerali, in cui la cittadinanza è stata particolarmente partecipe, silenziosa e commossa. La cittadinanza è rimasta scossa, siamo abituati a reagire coesi e oggi la presenza è stata volutamente molto elevata. Sì, come sindaci secondo noi era doveroso essere vicini a una tragedia che non aveva mai colpito così fortemente la vallata del Lagno e come comunità, come primi cittadini di tutta la vallata era doveroso essere qui e stringerci vicino alla famiglia e alla comunità che è stata così fortemente colpita. Intanto mi ha colpito tantissimo come questa comunità è una cosa sola ed era giusto che ci fosse anche la città capoluogo, perché è proprio il segno di questi cittadini che in questo caso proprio hanno dato la vita perché volevano aiutare degli altri loro cittadini ed è un segno, è stato detto anche in chiesa, è una strada certo che non deve essere di nessuno poi con l'epilogo, però il gesto, il modo e questa cittadinanza ha fatto sentire che ha capito profondamente. Sì, oggi c'è lutto cittadino, c'è stata anche da parte degli esercizi commerciali un segno di attenzione e quindi è proprio questo che ci dà la forza di affrontare le difficoltà che stiamo vivendo adesso e quelle che vivremo nelle prossime settimane e mesi. La famiglia ci sarà modo di star vicino nei prossimi giorni? Assolutamente sì, hanno bisogno di sentire vicina la comunità e noi ci siamo già messi a disposizione della famiglia.